monitoraggio assicurato dalla Federazione Italiana Cronometristi Associazione Provinciale di Catania. Direttore del cronometraggio da Catania, il signor Mario Trombetta. L'assistenza medica è assicurata dalla dottoressa Bianca Belfiore. Invitiamo giudice e cronometrista a prendere i loro posti, augurando loro un buon lavoro per questa mattinata che prevede le seguenti gare. 100 metri stile libero, 50 metri valsala, 200 metri corso, prova tecnica, stile libero, 100 metri rana, 50 metri corso, 400 metri, stile libero, 100 misti, staffetta 4x50 misti. Le atlete del 100 metri stile libero femminili della serie 5, 4, 3, 2, 1 sono attese in camera di chiamata urgentemente. Le atlete Longo, Ariano, Burgio, Gugliotta, Capogreco, Sparacio, Cinà, Giambona, Pampannona, Gignuto sono attese in camera di chiamata, grazie. Toglilo, poi è bello comunque i bambini anche, sì, la musica sì, devi sentire anche le urla dei genitori. Certo, non è così. Ora magari Rita ti dirà di metterlo perché i bambini quindi metti un musica. Ti ho tolto la cosa che si spegne, che sta acceso tutta la musica. Allora. Sono già pronte ai blocchi di partenza le atlete dei 100 metri stile libero esordienti femminili, quinta serie, corsia 3 Giada Longo dell'Acquafit, alla 4 Rebecca Ariano Atom Augusta, corsia 5 Burgio San Club. Non si sente la voce. Ricordiamo al pubblico di rispettare il massimo silenzio durante le fasi di partenza, grazie. Noteranno nella quarta serie
me è Gabri, ci sono i fotografi in giro, lo dico? Ci sono i fotografi in giro, così sono là sopra messi sulla tribuna? Ricordiamo che ci sono in giro i fotografi autorizzati dalla Federazione Italiana Moto, pertanto è possibile poter visionare ed acquistare le foto allo stand situato alle spalle della tribuna. Grazie. C'è la diretta streaming, vedremo che c'è anche la diretta streaming su questo sito. Ricordiamo anche che c'è la diretta streaming sul sito Film Sicilia, pertanto avete l'accessibilità a tutti quanti di poter vedere questa manifestazione. Grazie. Tutte e due? Perché non conosco. Attenzione, comunicazione di disponibilità. L'atleta che ha nuotato in corsia 3 e corsia 5 già da lungo e ancora Burgo sono state squalificate per virata irregolare. Nuoteranno nella terza serie in corsia 1 Roberto Poseidon, la 2 Sara Russo, circolo Rocca Ortigia, la 3 Generano Ruggeri, circolo Rocca Ortigia, corsia 4 Giulia Romano San Clema, la 5 Viola Parlato, Nino Ferreto, corsia 6 Eulalia Meni del Cuspalermo La Crociera, corsia 7 Stefania Enea Ordinea, la 8 Filippa Padrinello, circolo Rocca Ortigia.
Il tecnico del Cus Palermo è atteso al tavolo della segreteria, un tecnico del Cus Palermo al tavolo della segreteria. È stato ritrovato il tesserino di Roberta Messina, può venire a ritirarlo al tavolo della segreteria. Noteranno nella seconda serie in corsia 1 Miriam Lile, Ita 12001, alla 2 Gloria Ciaramella Profit, corsia 3 Sonia Alessandro Udime, alla 4 Lucia Ainis Udime, corsia 5 Gloria Borsato Poseidon Swim, alla 6 Maria Grassini Igranuoto, corsia 7 Giulia Badani Ita 12001, alla 8 Laura Poco Igranuoto. Ho provato a chiamare il fatto che da lontano non c'era. Non c'era un app. Scusami, la premiazione si fa dopo Al ogni termine della gara? prima serie. Allora, sempre al termine della prima serie, tranne La prima. per questa, perché non Ma ce Rita l'abbiamo. lo sa, Rita lo sa, no? Lo dobbiamo dire.
Rita. Rita, Rita, Rita. Non posso manco urlare che c'ho il microfono qua. Ascoltami, te non ho detto per le prenotazioni. No, Quanto sono? quando vuoi, puoi farla anche. Allora, te lo dico subito, così tu lo sai. Ogni gara subito dopo c'è la prenotazione di quella precedente, tranne per la prima serie e tranne quando c'è la prova La prima tecnica. serie fa la sfilata? Com'è? La prima serie fa sfilata? No, 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 no. È tranne per le prove tecniche, perché quando c'è le prove tecniche si inizia subito e dopo quello. Nuoteranno nella prima serie del 100 metri stile libero in corsia 1 Vittoria Modica dell'Animo Ferrito, corsia 2 Chiara Saia Ita 12001, alla 3 Gemma Levantino Ita 12001, corsia 4 Sara D'Amico US Palermo la Bracera, alla 5 Giorgia Guglielmi della Water Sun, corsia 6 Alice Merulla Poseidon, alla 7 Alessandra Bruno Libra Nuoto, corsia 8 Ginevra Orfano Acquafitte.
Voteranno nella sesta serie del 100 metri stile libero maschili in corsia 2 Riccardo Fiumincelli, Auto Augusta, corsia 3 Anna De Pasquale, Kiran Club, la 4 Simone Passanisi, Auto Augusta, corsia 5 Michele Gatto, Atom, corsia 6 Leonardo Torresi, Acquafit. Bello sentire. Nuoteranno nella quinta serie, corsia 1 Lorenzo Lembo, Power Team, alla 2 Marco Lombardo della Power Team, corsia 3 Lorenzo Figuera Idronuoto, alla 4 Gioele Bellantoni, Power Team, corsia 5 Luigi Testa Poseidon, 6 Matteo Caramonelli Unimè, corsia 7 Alberto Vivona Lino Ferrito, alla 8 Cristian Blanco, Atom Augusta. Fabri. Devo fare poi la stampa, devo fare la promozione dopo questa serie. Sì, sì. Un tecnico dell'Acquafit dell'Atom Augusta al tavolo della segreteria, un tecnico dell'Acquafit Atom Augusta al tavolo della segreteria, grazie. Hai ricordato le mediazioni?
Rosselli Aquafit, alla 6 Andrea Baglieri Io Club, corsia 7 Diego Tosso Sicilia Nuoto, alla 8 Gabriele Sciacca, Emiliana Sport. A chi? Ah! Ricordo che al termine dei 100 metri stile libero maschili procederemo con la premiazione dei 100 metri stile libero femminili. Vedranno nella terza serie Rossellino Michael Franco Mazzo Sinora, da 2 Michele Sauza per la tennis club Macedonia Siracusa, corsia 3 del Borgo Plus Siciliano, alla 4 Giuseppe Fichera Libera Nuovo, corsia 5 Volcan Donato Mazzo Sinora, alla 6 Damiano Smeci Libera Nuovo, alla 7 Matteo Cannavo Libera Nuovo, corsia 8 Samuele De Puglio, Power Team. Sto girando le cose, me le sta mandando tramite. Lo stai girando? No, ma non c'è bisogno, siamo qua. Qua, devi avvicinarsi in pieno bello. Sono attese in zona podio Sara D'Amico, Giorgia Guglielmi e Gemma Levantino. Ripeto, Sara D'Amico, Giorgia Guglielmi e Gemma Levantino. Arriva una corrente. Giorgia Guglielmi e Gemma Levantino in zona podio. Grazie Fabri. Come? Non ho sentito. Non ho sentito. Non ho sentito.
è Rizzitano, giusto? Io non ho- Società è Gemma che non c'è. Vita 12 Ita. Attenzione, comunicazione di squalifica l'atleta che ha nuotato nella quarta serie corsia 4 Nathan Rizzitano dell'Uninè è stato squalificato per virata irregolare. Nuoteranno nella seconda serie corsia 1 Daniele Fanciullo Augusta, 2 Vittorio dell'Unisè e sempre Damiano Grasso Acquafit, alla 4 Flavio Mazza Igranuoto, corsia 5 Longo Poseidon, alla 6 Salvo Torrisi Igranuoto, corsia 7 Benedetto Ranieri Naxos Nuoto, alla 8 Alessio Musmeci Igranuoto. Questa è ancora la seconda, vero? Dopo la prima preparati subito Lucia per la mia. Voteranno nella prima serie corsia 1 Salvatore Costa Acquafit alla 2, Elia Lamantia Swing Power corsia 3 Francesco Conti Acquafit alla 4, Leonardo Principato Leotta Poseidon alla 5, Flavio Musumeci Igranuoto corsia 6 Leonardo Puglisi Poseidon, alla 7 Giuseppe Battaglia Auto corsia 8 Simone Filipa Palermo.
Premiazione 100 metri stile libero, esordienti B femminili, premia il tecnico Claudio Lococo. Terza classificata con il tempo di 1:22.5, nota per la società Intra 12001, Gemma Levantino. Seconda classificata con il tempo di 1:14.5, nota per la società Watersun Comido, Giorgia Burrieri. Prima classificata, medaglia d'oro con il tempo di 1:13.4, nuota per la società Cus Palermo La Barcera, Sara D'Amico. Proseguiamo con la terza serie dei 50 metri farfalle, in corsia 3 Giordana Mazzua, la 4 Maia Abati, in corsia 5 Roberta Salvà. Voteranno nella seconda serie in corsia 2 Sofia Castellina, 5 km Ortigia, la 3 Costanza Scagliana Mediana, corsia 4 Flavia Ricciardello Gravuoto, alla 5 Giulia Lamotta Unime, corsia 6 Mille Italo 001, corsia 7 Aurora Toscana, Poseidon Swimmer. Fabri. Corsia 5 virate regolare. Attenzione, comunicazione di disqualifica all'atleta che ha nuotato in corsia 5 nella terza serie Roberta Salva della Poseidon Swim, è stata squalificata per virata irregolare. Voteremo nella prima serie in corsia 1 Mariana Baglio, Italo 001, alla 2 Anna Lopez Capofitto, e sempre Anna Barbagallo Lina Nova, alla 4 Sara D'Amico Cus Palermo, corsia 5 Martina Grande Poseidon, alla 6 Iona Costello Capofitto, corsia 7 Rebecca Tomasino Watersana, alla 8 Ginevra Scanici, Italo 001. Sono attesi in zona podio gli atleti Leotta Principato Leonardo, Flavio Musumeci, Francesco Ponti.
e il tecnico della Poseidon per la premiazione, grazie. La premiazione avverrà a termine della prima serie dei 50 metri farfalla, quindi affrettetevi in zona podio, grazie. Noi penso tu c'è Idra, Poseidon e Acqua. Sì, la Poseidon è acqua fitta. Sì. Leonardo Principato Leotta, Flavio Musineci, Francesco Conti sono attesi in zona podio per la premiazione. Leonardo Principato Leotta, Flavio Musineci, Francesco Conti in zona podio per la premiazione dei 100 metri stile libero, grazie. Ultima chiamata per Leonardo Principato Leotta, Flavio Musineci e Francesco Conti per la premiazione. Premiazione 100 metri, stile libero esordienti più maschili, premia Luca Triolo, tecnico della Poseidon Swim. Devo fare la premiazione. Terzo classificato con il tempo di 1,14, nuota per acquafitte, Francesco Conti. Secondo classificato, medaglia d'argento con il tempo di 1,13,5, nuota per la società Idra Nuoto, Flavio Musineci. Primo classificato, medaglia d'oro con il tempo di 1,10,6, nuota per la società Poseidon Swim, Leonardo Principato Leotta. Proseguiamo con la quarta serie dei 50 metri farfalla maschili. Sono già pronti ai blocchi di partenza gli atleti della quarta serie, ossia 1 Lorenzo Lembo della Power Team, la 2 Samuele Puglio della Power Team, ossia 3 Nathan Rizzitano Udine, alla 4 Francesco Ragioni della Polisportiva Vico Ferrito, ossia 5 Manfredi Frenna, Ita 12001, alla 6 Giulio Comis, Io Club ASD, ossia 7 Davide Barone, Ita 12001, alla 8 Nicolò Corleone, Ita 12001. Appena parte annuncio questa sconfitta. Ma chi è la 2 o la 3? La due. È la 2 Rita, scusate.
Ah, quindi facciamo la premiazione prima? Siccome loro devono pure fare c'è il compito, no? In acqua, tu che cosa dici? Attenzione, comunicazione, che si portino in zona podio e così diciamo loro il loro. Quindi faccio la No, premiazione. che si porta per la premiazione, Ah, si presenti, ok. quello che Per dici. ah, sì, sì. Non c'ho un voto di memoria. Sono attesi in zona podio Sara D'Amico, Martina Grande e Rebecca Tomassino. Ripeto, sono attese in zona podio Sara D'Amico, Martina Grande e Rebecca Tomassino. Ricordo che ci sono in giro dei fotografi, pertanto è possibile visionare e attenzionare le foto alle spalle della tribuna. Attenzione, comunicazione di squalifica per la prima serie. L'atleta che è votata in corsia 2, Anna Lopresti dell'Acquafit, è stata squalificata per falsa partenza. Le atlete Sara D'Amico, Martina Grande e Rebecca Tomasino possono già avviarsi in zona podio. Al termine dei 50 metri farfalla maschili procederemo con la premiazione dei 50 metri farfalla femminili. Sì, Rita, lo so, ho avuto io un vuoto di memoria. Voteranno nella terza serie il 6-1 Nicolo Di Stefano, la San Cosa, la Nicolo Paganella, Rita Lodici 001, corsia per Manfredis, prima Posella, la 4 Wolfgang Donato, Max Sigliato, corsia 5 Emilio Schiera, Rita Lodici 001, la 6 Antonio Mortillaro, Rita Lodici 001, corsia 7 Giuseppe Nicolosi Posella, la 8 Roberto Di Mora, polisportiva Nino Ferrito.
Rebecca Tomasino della Watersun attesa in zona podio per la promozione dei 50 metri farfalla. Nuoteranno nella prima serie in corsia 1 Flavio Mazza, Idranoto, la 2 Alfio Ciaccafitte, corsia 3 Matteo Gugliano, Kieran Cleva, la 4 Leonardo Principato di Orto della Poseda, la 5 Nicola Zanarelli Acquafitte, corsia 6 Giovanni Nannino della Italo Sci 001, corsia 7 Christopher Platanina Poseda, la 8 Giuseppe Battaglia, Atom Augusta. Rida. Rebecca Tomasino in zona podio, ultima chiamata per Rebecca Tomasino. Premiazione 50 metri farfalla femminili, premio il tecnico della Cus Palermo La Bracera, Claudio Locobo. Chiavi a questo. Maschile. Terza classificata con il tempo di 38,7 nota per la Watersun Comiso, Rebecca Tomasino. Seconda classificata medaglia d'argento con il tempo di 35,5 nuota per la Poseidon Swim, Martina Grande. Prima classificata medaglia d'oro con il tempo di 34,3 nuota per la società Cus Palermo La Bracera, Sara D'Amico. Sono già pronte il blocco di partenza agli atleti della serie unica dei 200 metri d'osso sorgenti più femminili. In corsia 1 Caterina Matera, la 2 Carlotta Russo, corsia 3 Anna Lopresti, corsia 4 Giorgia Cristaldi, alla 5 Anna Barbagallo, corsia 6 Mariana Baglio, alla 7 Giordana Costanzo, corsia 8 Eulalia Neri. Ma che cosa? Voteranno nella seconda serie dei 100 metri d'osso maschili, corsia 2 Giorgio Ginestra, amico finito, alla 3 Michele Sauzza della Tennis Club Calcio Siracusa, corsia 4 Franco Sannino, Giorgio Notti Dolorantiti, alla 5 Lorenzo Herrera Ulisse, corsia 6 Vincenzo Armetta Atom,
Sono attese in zona podio Giovanni Allora, Nannio, chi lo fa? Leonardo Principato Liotta e Alfio Alecci. Rita, che sei di Rita? Ci pensi tu dopo la premiazione? Questo è scritto Rita. Ci pensi, ci chiamate, vabbè, intanto c'è la ne faccio portare altre? Dico, ne faccio portare altre? Richiama questi. Sono attesi in zona podio Giovanni Nannio, Principato Liotta e Alecci Alfio. No, Gabri. Vedi, hanno finito ora. E non viene nessuno partite. Se non arrivano partite. Sono attesi in zona podio Giovanni Nannio, Leonardo Principato Liotta ed Alfio Alecci e un tecnico INPA 12001 per la premiazione. Gabri. Gabri. Ma non mi cagavo, ci parlai. Andrea, Stanno arrivando comunque. Andrea Gulli. Bulli con una L. Sì, Andrea Gulli. A chi? Un tecnico nell'acqua fetta al tavolo della segreteria. Ma non ci possiamo fermare. Non ci possiamo fermare. Anna, Anna ce l'ha chiesto. Vedranno nella prima serie il Museo Davide Vitali della Nino Ferrito alla 2 Giuseppe Di Pace del 14001 che sia 3 Gabriele Giacalone Aquarius, che sia 4 Tommaso Amato Ipernuoto, che sia 5 Salvatore Laspina Poseidon, alla 6 Francesco Conti Acquafit, che sia 7 Diego Contino Ipernuoto, alla 8 Nino Schiera Ita 12001. Ricordiamo agli atleti Giovanni Nannio, Leonardo Principato e Alfio Alecci che sono attesi in zona podio.
Sono attese in zona podio anche Giorgia Cristaldi, Anna Barcavallo e Anna Lopresti per la promozione dei 200 metri d'osso. Ricordo anche Giovanni Nanio, Leonardo Principato Leotti, Alfio Lecci, anche loro sono attesi in zona podio. Namio? Ok, hai fatto bene a dirmelo. Quel bambino è lui, Nami a lui. ok, così non lo vediamo. Me lo puoi chiamare dopo questa batteria? La premiazione. Certo, Ne ho dopo due. questo, Ne ho due quasi. dopo questo. Grazie. Ultima chiamata per Leonardo Principato Leotti, Alfio Lecci per la premiazione dei 50 metri farfalla. Giorgia Cristaldi, Anna Barbagallo e Anna Lopresti sono attesi anche loro in zona podio. Vuoi acqua? Vuoi acqua? Con la fretta, Chiami anche le femmine, no? Già ce l'hai, chiamali. allora quelli maschili li devo prenare subito, perché poi raga, quelli maschili ce ne sono due, li devo prenare subito perché a te che devo mandare il dopo hanno Hai capito? E quindi ti ho detto di chiamare anche le femmine perché facciamo la premiazione di questo. E loro si rivolgono. Luca? Princiotto Luca? Virato regolare? Attenzione, comunicazione disqualifica l'atleta Luca Princiotto che ha notato in seconda serie in corsia 7 della Tonnolus, è stato squalificato per nuotata irregolare. Ricordo che al termine di questa prima serie procederemo con la premiazione dei 50 metri farfalla. Stiamo ancora aspettando gli atleti, in particolar modo Giorgia Cristaldi, Anna Barbagallo, Anna Lopresti in zona podio Chi è che manca di due? Manca l'Apos, quello dell'Apos. Quello dell'Apos. e Alfio Alecci. Ripeto, Acqua, acquafit, no? Acquafit, sì, vabbè. Perché io infatti non capivo. Vabbè, falla senza di lui. Sì, sì. Al termine Ultima chiamata quindi per Alfio Alecci perché subito dopo questa prima serie procederemo con la premiazione. Un tecnico dell'Acquafit è atteso al tavolo della segreteria. le ore e fare le staffette. Dici, non accettiamo più le staffette. Diglielo. Tra 5 minuti lo possiamo comunicare, no? Quando le devono presentare?
Sono attese in zona podio Giorgia Cristaldi, Anna Barbagallo e Anna Lopresti, oltre a Samuele Adalfo Alecci, scusate che ancora non è arrivato. Ci sono tutti. Premiazione 50 metri farfalle sorrienti bimaschili, premia il tecnico Andrea Gulini. Terzo classificato con il tempo di 36,9, nota per Acquafit, Alfio Alecci. Secondo classificato medaglia d'argento, nota per la società Poseidon Swim con il tempo di 36,2, Leonardo Principato Leotta. Primo classificato medaglia d'oro con il tempo di 35,2, nota per la società ITA 12001, Giovanni Agno. Procediamo con la premiazione dei 200 metri d'orso femminili. La Poseidon, Luca Triolo. Terza classificata con il tempo di 3:12,08, nota per la società Acquafit, Lopresti Anna. Premia il tecnico Padova Sofia. Premia il tecnico della Poseidon Manlio Mastro Simone. Seconda classificata con il tempo di 3:08,9, nota per la società Idranuoto Anna Barbagallo. Prima classificata medaglia d'oro con il tempo di 1:55,1, nota per la Poseidon Swim Giorgia Cristaldi. Nuotranno nella quarta serie. Vai, vai. Ci sono tre quadri. Sì. Abbiamo iniziato con le prove tecniche dello stile libero. Sono partiti in questo momento il corsiere Francesco Lo Cicere, alla 4 Riccardo Firricieli. Sì, ora sto mettendo la musica. Vuoi presentare o no? Presenterà qua? Perché parte subito. Eseguiranno la prova nella terza serie in corsia 1 Alice Gigliotta, la 2 Giulia Santuccio, corsia 3 Margherita Fiaccamento, la 4 Angela Guarnaccia, Flavia Levantini, corsia 5 la 6 Ginevra Giuffrida, corsia 7 Roberta Salvalla, 8 Grazia Sant'Angelo.
che si avviano ai blocchi di partenza gli atleti che dovranno sostenere la prova tecnica della seconda serie. In corsia 1 Luigi Sant'Angelo, alla 2 Samuel Galofaro, corsia 4 Adele Terranova, alla 5 Mattia Rapisanga, corsia 6 Davide Pellegriti, alla 7 Guglielmo Tomasello, in corsia 8 Giuseppe Nicolosi. È una prova tecnica questa qua, sì sì sì. Per favore, il tecnico della Memo Ferrito, me lo mandi a me. La pratica no. Sì. Un tecnico della polisportiva Mimmo Ferrito al tavolo della segreteria, un tecnico della polisportiva Mimmo Ferrito al tavolo della segreteria, grazie. Allora, ce ne sono altre due. Ma non c'è la premiazione subito, prima c'è l'altra. Dopo questa non c'è la premiazione. Sì. C'è il 200 metri, ma non si fa dopo i 100 metri rana perché questa è prova tecnica. Questo è maschile. Partono le femmine. E partono le femmine, Quindi quindi vorremmo fare la premiazione questa. no, secondo me si devono fare dopo i 100 metri rana. Ora partono i femmini, ma questa è premiazione maschile. Ok. E quindi è meglio farla adesso, dopo i Dopo maschi. dopo la prova tecnica? Dopo la prova tecnica, praticamente la prova Ho tecnica capito, è una però cosa poi a le sé. facciamo... C'è come se praticamente io mi stai seguendo quello. Come dici tu Gabriele, ti posso Fate come chiamare. sei. Sperando che non c'è nessuno in prima serie della gara. E ora te lo dico. Ci sono solo loro, penso. Lui è Mimmo Ferrito. Sì. No, ma non c'è premiazione dopo loro, Ok. Vedi, riporto... come si chiama? Stella? Sì, questa è l'ultima, è Maria. Mi dico. Non ce l'ha, deve essere. Sono partite in questo momento gli atleti della prima serie per questa prova tecnica stile Ligure, in corsia 1 Biagio Coppola alla 2 Ettore Grippaldi, in corsia 3 Alberto Bevilacqua, alla 4 Michele Gatto, corsia 5 Giavalongo, alla 6 Leonardo Turrisi, corsia 7 Desi Elena Pinto, in corsia 8 Nina Savia. Io dici allora se vogliono... La prossima è cronometrata. La prossima è cronometrata, sì. Se volete l'acqua scrive il nome e ve la dà. Va bene, Trombettas? Poi c'è il pennarello. Nuoteranno nella quarta serie dei 100 metri rana femminili. Vuoi acqua? Sono solo. Corsia 1 Roberta Messina, Cruz Palermo alla Bracera, alla 2 Costanza Scalia, la Mediana Sport.
corsia 3 Russo Sara, Circolo Canottiere Ortigia, la 4 Aurora Bure, corsia 5 Aurora Rieri Poseidano, la 6 Aurora Cinanimo Ferrito, corsia 7 Giulia La Motta Uninea, la 8 Gianlongo Acquafit. Allora, Gabriella vuole che chi si prende le bottiglie dobbiamo scrivere i nomi, perché ogni volta lasciamo le bottiglie piene e si setta metà piene e metà vuote, quindi non io e lui con le due cifre, ma che ti piace? Metti Francesco. No, Francesco fa soldi, metti FS. Ah, se devi vedere la penna però Gabriella che ce l'ha lì. Sono d'accordo. Qua è. Ah, qua, mettilo nella parte. No, qua la posta. Francesco com'è? Salluzzo, salvo. Ma lo mettiamo sul luzzo. S, L, tosse, tosse. Vabbè, si capisce. Tosse, tosse. Ce la possiamo fare. Ma che è successo? Diciamo dammela a Federica. Ad Alessia gliel'hai data? No, non si è avvicinata. Vabbè, gliela porto io. Metteranno nella terza serie, corsia 1 Diletta Parinello, alla 2 Leona Parlato, corsia 3 Beatrice Corsale, alla 4 Caterina Matera, corsia 5 Carla Franzò, alla 6 Aurora Toscano, corsia 7 Daphne Scaraccia, alla 8 Emma Capogreco. C'è qualcuno nei mani che mi No, nella prima serie mi interessa. Sono attesi in zona podio Gabriele Giacalone, Giuseppe Di Pace e Francesco Conti per la protezione di 100 metri off. Ripeto, Gabriele Giacalone, Giuseppe Di Pace e Francesco Conti in zona podio. Sono già qua. Gabri, sono già qua. Chi è il tecnico? Gabri, chi è il tecnico? A quali strati? Cecilia.
È atteso in zona podio Francesco Conti. Francesco Conti, in zona podio, grazie. Sempre acqua tutto. Voteranno nella seconda serie. Corsia 1 Gloria Ciaramella, alla 2 Lucia Ainis, corsia 3 Vanessa Giuliana, alla 4 Giorgia Gentile, corsia 5 Giulia Badami, corsia 6 Chiara Saia, alla 7 Laura Coco, corsia 8 Giorgia Pampallona. Voteranno nella prima serie corsia 1 Sara Cerni, alla 2 Bianca Enrico, corsia 3 Sofia Strano, alla 4 Ginevra Orfano, corsia 5 Giordana D'Amato, corsia 6 Vittoria Puglisi, alla 7 Fatima Zannataro, corsia 8 Giulia Romano. Ricordo che al termine di questa prima serie procederemo con la premiazione dei 200 metri d'orso maschili.
Gabri, Gabri, dopo loro c'è la sono squalifica a tempesta però. Cioè guarda, 3 persone, mai capitato, se c'è una confusione. Loro scrivono esattamente dove che ha sbagliato. C'è ancora acqua. Certo ragazzi, però un secondo di pazienza. Tutte e due virata. Come ti chiami? Benedetto. Se c'è pulsante. Ci arriviamo, alla prossima. Alla prossima, vai. Di Benedetto ti chiami? C'è solo naturale però ragazzi. Solo naturale. Sì, un attimo ragazzi. Attenzione, comunicazione di squalifica all'atlete che hanno nuotato nella seconda serie corsia 4 Giorgia Gentile per l'americana Sport, è stata squalificata per virata irregolare. Altra squalifica per Laura Coco che ha nuotato in corsia 7 sempre nella seconda serie della società Idranuoto, virata irregolare. Premiazione. Aspetto. Prevenzione 200 metri d'orso maschili, premia il tecnico della società Aquarius Trapani, Cecilia Ricci. Terzo classificato con il tempo di 2,58,5 nota per Acquafit, Francesco Conti. Secondo classificato medaglia d'argento con il tempo di 2,58,4 nota per la società Indica 12 001 Giuseppe Di Pace. Primo classificato medaglia
55 nota per la società Aquarius Trapani, Gabriele Giacalone. Ora te la do, aspetta un secondo per aspettare. Non arriva da... Non lo ricordi il nome? Urro. Sì, lo so il nome, era il nome. Ok, tieni curra. Sono appena partiti in questo momento gli atleti della quinta serie dei 100 metri rana maschili in corsia 3 Francesco Lo Cicero, alla 4 Samuel Galofero, corsia 5 Leonardo Torrisi. Volevo informarvi che è già online la start list relativa alle staffette. Ripeto, è online la start list delle staffette. Mi ricordi il nome? Salvo Valenti. Tieni. Prego. Scusami, dentro chi c'è? Chi c'è dentro? In masca. Vabbè, dai. Me lo chiami? Fabri, dentro c'è la 31? Ok, grazie. Valeria, si è andata la voce. Stiamo notando in questo momento in corsia 1 Cristian Blanco, alla 2 Matteo Calamoneri, corsia 3 Francesco Castelli, alla 4 Andrea Baglieri, corsia 5 Federico Guardi, alla 6 Samuele Tullio, corsia 7 Simone Passanisi. Nuoteranno nella terza serie in corsia 1 Luigi Testa, alla 2 Giuseppe Doronzo, corsia 3 Matteo Cannavò, alla 4 Diego Tosso, corsia 5 Michael Franco, alla 6 Marco Lombardo, corsia 7 Tommaso Metta, alla 8 Gioele Bellantoni. Sono attesi in zona podio Giovanna Orfano, Giordana D'Amato e Vittoria Puglisi per la prevenzione del 100
dietro in zona podio Ginevra Orfano Giordano D'Amato e Vittoria Puglisi. Nuoteranno nella seconda serie in corsia 1 Giovanna Bazzano, alla 2 Marco Lombardo Aprile, corsia 3 Simone Fluca, alla 4 Antonio Mitano, corsia 5 Nathan De Pasquale, alla 6 Andrea Laudicina, corsia 7 Nicolo Di Stefano, alla 8 Benedetto Raineri. Ginevra Orfano e Giordano D'Amato in zona podio. E Cannavò. Grazie. Attenzione, comunicazione di squalifica all'atleta che ha notato in corsia 3 della terza serie Matteo Cannavò della società Idranuoto è stato squalificato per falsa partenza. Noteranno nella prima serie, corsia 1 Diego Coppola, alla 2 Gaspare Zappalà, corsia 3 Domenico Delicato, alla 4 Eracle Benedetto, corsia 5 Giovanni Nania, alla 6 Leonardo Puglisi, corsia 7 Via Lamantia, alla 8 Leonardo Cassarino. Sono attese in zona podio Ginevra Orfano Giordana D'Amato per la prevenzione dei 100 metri in mare, un tecnico dell'acqua fit.
Gabri. Gabri. Chi è l'altro? Una è quella del l'altra chi è? Acqua. Giordana D'Amato è attesa in zona podio. Giordana D'Amato in zona podio. Prevenzione 100 metri rana femminili. Terza classificata, medaglia di bronzo con il tempo di 1.43.8 nuota per idranuoto, Vittoria Puglisi. Seconda classificata, medaglia d'argento con il tempo di 1.41.6 nuota per la società Sicilia Nuoto, Giordana D'Amato. Prima classificata, medaglia d'oro con il tempo di 1.37.2 nuota per la società Acquafit, Ginevra Orfano. Sono partite in questo momento le atlete della quarta serie dei 50 metri d'osso femminili. Corsia 2 Roberta Salva, alla 3 Nina Savia, corsia 4 Aurora Mendola, corsia 5 Grazia Sant'Angelo, alla 6 Flavia Leventino. Noteranno nella terza serie in corsia 1 Ginevra Giuffrida, alla 2 Giulia Santuccio, corsia 3 Margherita Fiaccavento, alla 4 Hilde Bellissimo, corsia 5 Lice Caruso, alla 6 Benedetta
Di Stefano, corsia 7 Ginevra Scalicia, alla 8 Angela Guarnaccia. Grazie. Sono senza voce, mi sono raffreddata. Spero di durare fino a stasera. Sono attese in zona podio per la premiazione dei 100 metri nana maschili Giovanni Namio, Leonardo Puglisi e Domenico Indelicato. Ripeto, Giovanni Namio, Leonardo Puglisi e Domenico Indelicato. Nuotata. Corsia 6, scusa. Nuotata regolare corsia 6. Luca, 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 hai detto nuotata? Ora c'è la premiazione. Premia Riccardo Pontani, nostro allenatore. Aspetta, Riccardo, come? Riccardo Pontani. Pontani. Tani. Corsia 6, vale. Sì, un secondo, volevo capire, hai detto virato e nuotata. Attenzione, comunicazione di squalifica. L'atleta che è nuotata nella quarta serie, corsia 6 Flavia Levantino, è stata squalificata per nuotata irregolare. Nuoteranno nella seconda serie, corsia 1 Daisy e Rapinzona, alla 2 Martina Dattilo, alla 3 Giada Di Fantino, corsia 4 Vittoria Puglisi, alla 5 Ludovica Castiglione, corsia 6 Giulia Ritari, alla 7 Alice Ferranti, corsia 8 Giorgia Rosichini. Puglisi Leonardo in zona podio, Puglisi Leonardo in zona podio, grazie. Glielo chiedi?
Sì, già lo sto. Glielo dici per la premiazione se possiamo. Premiazione 100 metri rana maschili. Premia il tecnico di Ita 12001 Riccardo Pontani. Terzo classificato con il tempo di 1:35,9. Nuota per la Sicilia Moto Domenico Indelicato. Secondo classificato medaglia d'argento con il tempo di 1:35,4. Nuota per la Poseidon Swim Leonardo Puglisi. Primo classificato, medaglia d'oro con il tempo di 1:29,2. Nuota per la società ITA 12001 Giovanni Nagno. Abbiamo altre premiazioni. Voteranno nella prima serie, corsia 1 Giordana Costanzo, alla 2 Viola Bruno, corsia 3 Giulia Rosichini, alla 4 Eva Grappaldi, corsia 5 Manon Porto, alla 6 Aurora Miraglia, corsia 7 Maria Gressini, alla 8 Emma Impanzano. Sambri, la premiazione mi manca. 100 metri in rana maschili. No. Non ce l'ho. E io ce li ho qua. È la 10, la 10. 10. 100 metri in rana. Ah, hai ragione, l'ho fatta. Hai ragione, scusami.
corsia 1 Riccardo Fiorincelli, alla 2 Matteo Gino, corsia 3 Luigi Sant'Angelo, alla 4 Mario Zuccarello, corsia 5 Giulio Perugino, alla 6 Viaggio Coppola, corsia 7 Gabriele Colosimo. Diventeranno nella quarta serie, corsia 1 Niccolo Patinella, alla 2 del campione, corsia 3 Lorenzo Cappelli, alla 4 Cristian Virgona, corsia 5 Niccolo Luca, alla 6 Edoardo Marceno, corsia 7 Michele Gatto, corsia 8 Guglielmo Tomasello. Marceno. Mi mancano gli accenti, le cose, io non so come le... Guarda, Marceno, sì, hai ragione. come si chiama? Viola Corselli. Quanti anni fa? 10. Siete sicuri? Lo devo chiedere al giudice arbitro. Se mi dà l'ok, ve lo dico. Grazie.
Sono attesi in zona podio Eva Grippaldi e Nona Loporto e Giulia Rosichini per la trainazione dei 50 metri d'orso. Ripeto, Eva Grippaldi e Nona Loporto e Giulia Rosichini. E la 2? Ah sì, quindi per ora eventualmente me lo fammi perché me lo Bene, grazie. Attenzione, comunicazione di squalifica. L'atleta che ha nuotato nella quinta serie dei 50 metri d'orso in corsia 2 Matteo Giummo della società Town Augusta è stato squalificato per arrivo irregolare. Altra comunicazione di squalifica per l'atleta che ha nuotato in corsia 3 sempre nella quinta serie dei 50 metri d'orso Luigi Sant'Angelo dell'Acquafonte, squalificato per virata irregolare. Nuoteranno nella terza serie, corsia 1 Vincenzo Rometta, alla 2 Giorgio Troie, corsia 3 Giuseppe Nicolosi, alla 4 Riccardo Squillaci, corsia 5 Manfredi Frenna, alla 6 Paolo Schiera, corsia 7 Federico Buda, alla 8 Giulio Comis. Sigia ora. Dov'è? Qua, Sigia. Con la C? No, non la G, però la I, l'accento sulla I. Perché io ti ho detto sì già? L'hai detto? Non l'hai No, detto? non l'ho detto. Non l'hai detto? No, faccio così con voi mi sta avendo Sigia con l'accento sulla I.
Voteranno nella seconda serie corsia 1 Mattia Gucciardello, corsia 2 Carlo Tirolino, alla 3 Andrea Lapidara, corsia 4 Giacomo Bettivegna, alla 5 Gabriele Inzerilli, corsia 6 Fabio Singia, corsia 7 Federico Luciani, alla 8 Luca Trinciotto. Sono attese in zona podio Grippaldi, Evano Portenola e Giulia Rosichini per la premiazione dei 50 metri d'orso sortietti bifemminili. Ripeto, Eva Grippaldi, Enola Loporto e Giulia Rosichini in zona podio. Grazie. Vale nella precedente. Corsia 5. Girate regolare, corsia 5. No. Voteranno nella prima serie corsia 1 Daniele Barbuto, alla 2 Simone Grippaldi, corsia 3 Claudio Giudice, alla 4 Emanuele Monreale, corsia 5 Daniele Medriti, alla 6 Ettore Grippaldi, corsia 7 Lorenzo Arena, alla 8 Alfio Giardina. Sono attesi in zona podio Eva Grippaldi, Enola Loporto e Giulia Rosichini. Ripeto, Eva Grippaldi, Enola Loporto e Giulia Rosichini urgentemente in zona podio per la premiazione che avverrà al termine di questa prima serie. Sono là? Sono loro? Chi Due beduzzi? sicuro, manca Chi io. beduzzi? Rita, faccio premiazione? Non lo so. Glielo chiedi se possiamo fare la premiazione? Premiazione ai 50 metri d'orso femminili. Premia il tecnico della Poseidon Nanni Giunta. Terza classificata con il tempo di 44,9 nota per la Poseidon Swim, Giulia Rosichini. Seconda classificata
Medaglia d'argento con il tempo di 44,6 nuota per la società ITA 12001 e non allo porto. Prima classificata medaglia d'oro con il tempo di 41,9 nuota per la Poseidon Swim, Eva Grippaldi. Hai scritto questa cosa del compleanno? Sì, però devo State chiedere. approvando, non so, ora glielo chiediamo, però Ora io, siccome sono ora devo portare sua va bene amore? di che società è? Che era là? Acquafit. Acquafit. Mica. Rita. Glielo dici per il no, mi sono rotto le palle, carissimo, non ce la faccio più. Diciamo gli atleti di Tutti gli atleti devono liberare il piano vasca. Sul piano vasca non ci deve stare nessuno, gli atleti cortesemente sulle gradinate, non sul piano vasca, grazie. Nuoteranno nella seconda serie dei 400 metri stile libero femminili in corsia 3 Giorgia Baglio, Ulisse, alla 4 Carlotta Russo, Musei, alla corsia 5 Vittoria Modica, Nemmo Ferrito. Ora vediamo se la moretta 2 secondi. Non voce, gli puoi dire a Rita se poi posso annunciare, posso fare gli auguri di buon compleanno di una, glielo chiedi poi? Come ti chiami? Cognome? Com'è? Così non lo lasci più di piedi, perché sennò di botte. Ma tu sai che se non lo finisci, no, a volte se no non c'è niente. Mario, tu la vuoi là? E dammelo, no? E poi me lo metto pure nello spogliatoio e me lo compano a giro poi. Secondo me ci metto un nome. Il cognome c'è un vecchio nome. E poi gli disegni la tromba. Mi dispiace, guarda. Ah, le devo fare portare. È finita ora, se ora glielo dico. Tieni la mia, Luca. Poi la mia. No, 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 Luca. Io non ne voglio, Luca. Luca, mi fanno urlare sempre, carissimo, io non ce la posso fare. E ti fa urlare.
Nuoteranno nella prima serie corsia 1 Alessandra Bruno, alla 2 Sofia Strano, corsia 3 Giordana D'Amato, alla 4 Greta Battista, corsia 5 Giorgia Gurrieri, corsia 6 Aria Gallo, alla 7 Giulia Rosichini. Ok. Pensate che ci metto la canzone. È colpa di Fabrizio? Perché non c'è Fabrizio? Tanti auguri di buon compleanno a Viola Corselli della società Aquafit che oggi compie 10 anni. Auguri Viola! Sono attesi in zona podio Emanuele Monreale, Gabriele Inzerilli, Alfio Giardina per la promozione del 50 d'osso. Ripeto, Emanuele Monreale, Gabriele Inzerilli, Alfio Giardina in zona podio. Gabriella. Gabriella. Per favore mi richiami dicendo misti che io inizio a smucciare. Gli atleti dei 100 misti in camera di chiamata, ripeto, gli atleti dei 100 misti in camera di chiamata.
Sono attesi in zona podio Gabriele Inzerilli Alfio Giardina per la premiazione dei 50 metri d'orso. Ripeto, Gabriele Inzerilli Alfio Giardina in zona podio per la premiazione dei 50 metri d'orso. Quello mi sembra giustissimo. Vabbè. E Alice la voleva frizzante. Allora Luca frizzante. Ragazze, ragazze, La vuole frizzante, dice? le vogliono loro frizzare. Se ci va solo l'incazzamento a Mauro Savelli, Luca? Anche una frizzante per Enzo. ma quante visualizzazioni ci sono? No. Come, vero? C'era Luca come la voleva? Ma tu lo vedi così sicuro come me? Come non c'è? Ah, anche assai. La vuoi frizzante? Frizzante. Cioè, ci sono i livelli. Guardi che basta. Ricordiamo che ci sono in giro i fotografi autorizzati dalla Federazione Italiana Nuoto, pertanto è possibile visionare ed acquistare le foto alle spalle della tribuna, c'è un loro stand. Perché veramente... Una che sia carina da cantare, Mettiamo quale dici? Un ragazzo e una ragazza che bambini la cantano? mi sarebbe questo. Sì, io la canto. Sono uguale? Ciao mamma, guarda come ti diverti.
facciamo la premiazione. Premiazione 50 metri dorso maschili. Terzo classificato, medaglia di bronzo con il tempo di 42,1, monta per Acquafit, Alfio Giardina. Secondo classificato, medaglia d'argento con il tempo di 41,1, nuoto per la società Idranuoto, Gabriele Inzerilli. Primo classificato, medaglia d'oro con il tempo di 39,6, nuoto per Ita 12001, Emanuele Monreale. Due. Sì, sì, ma la mia. No, poi ci sono i centomisti, Gabri. Ma che... Attenzione, comunicazione di squalifica l'atleta che ha lottato nella prima serie in corsia 4. Greta Battista della Poseidon Swim è stata squalificata per falsa partenza. Sono partite in questo momento invece gli atleti della seconda serie nel 400 metri stile libero in corsia 3 Giuseppe Fichera, alla 4 Salvo Torrisi, corsia 5 Giorgio Ginestra. Nuoteranno invece in prima serie in corsia 1 Andrea Lapidara, alla 2 Christopher Pratanina, corsia 3 Giorgio Pecora, corsia 4 Massimiliano Cardace, alla 5 Flavio Musumeci, in corsia 6 Matteo Giuliano, alla 7 Roberto Pepe. Ricordo che al termine dei 400 metri maschili procederemo con la premiazione dei 400 metri stile libero femminili, pertanto Giorgia Gurrieri, Giordana D'Amato e Aria Vallo sono attese in zona podio. È stato ritrovato il tesserino di Giorgio Ginestra, dove veniva ritirato al tavolo della segreteria.
quanto stanno guardando la diretta, si vede? Prima erano 110. Al termine di questa prima serie procederemo con la promozione dei 400 metri stile libero femminili. Sono attese in zona podio Giorgia Gurrieri, Giordana D'Amato e Aria Gallo. Ripeto, Giorgia Gurrieri, Giordana D'Amato e Aria Gallo in zona podio. Un tecnico della Watersun Comiso. Ricordati quando parli di cose che non Ripeto, Giorgia Gurrieri, Giordana D'Amato, Aria Gallo e un tecnico della Watersun Comiso in zona podio, grazie.
zona podio Giorgia Gurrieri Aria Gallo, cortesemente Giorgia Gurrieri Aria Gallo in zona podio, grazie. Leonardo Ferrigno. Leonardo come? Ferrigno. Ferrigno. Firenze, Empoli, Roma, Roma. Aria... Aria Gallo della Giorgini Ottica Muriantichi attesa in zona podio, ultima chiamata per Aria Gallo. Proiezione ai 400 metri stile libero femminili, premia il tecnico della Watersun Comiso Leonardo Ferrigno. Terza classificata, medaglia di bronzo con il tempo di 6.08.1, nota per Giorgini Ottica Muriantichi Aria Gallo. Seconda classificata, medaglia d'argento con il tempo di 5.54.5, nuota per la Sicilia Nuoto Giordana D'Amato. Prima classificata, medaglia d'oro con il tempo di 5.46.6, nuota per la Watersun Comiso Giorgia Gurrieri. Aspetta. Sono partite in questo momento le atlete della seconda serie dei 100 miste esordienti di femminili. Corsia 1 Nina Sadia, alla 2 Elisa Giambona, corsia 3 Alice Torranti, alla 4 Giorgia Rosicchini, corsia 5 Giada Infantino, corsia 6 Noma Loporto, alla 7 Grazia Sant'Angelo, corsia 8 Aurora Miraglia. Nuoteranno nella prima serie il corsia 1 Maia Gatti, alla 2 Daisy Elena Pinzo, corsia 3 Greta Di
5 Martina Di Mauro, alla 6 Giordano Costanzo, corsia 7 Ludovica Castiglione, alla 8 Martina Dattilo. L'abbiamo data al tuo allenatore. L'abbiamo data al tuo allenatore. Sono attesi in zona podio per la premiazione dei 400 metri stile libero Massimiliano Caldaci, Giorgio Pegora e Matteo Giuliano. Massimiliano Caldaci, Giorgio Pegora e Matteo Giuliano in zona podio per il tecnico del libero nuoto. Bambini hanno trovato un costume nello spogliatoio, si intralegge il nome Valenti Anna. Grazie. Caldaci, Massimiliano, Giorgio Pecora e Matteo Giuliano sono attesi urgentemente in zona podio per la premiazione insieme a un tecnico dell'idronuoto. Ripeto, Massimiliano Caldaci, Giorgio Pecora e Matteo Giuliano in zona podio. L'atleta Valenti è attesa al tavolo della segreteria. Caldaci, Massimiliano, Giorgio Pecora e Matteo Giuliano in zona podio. Giorgio Pecora e Matteo Giuliano in zona podio. Insieme a un tecnico dell'idronuoto per la premiazione dei 400 metri stile libero. Vado. Sto andando a... Premiazione 400 metri stile libero maschili, premia il tecnico Davide Borsi. Terzo classificato, medaglia di bronzo con il tempo di 5:29, nota per la società Tiran Club, Matteo Giuliano.
Secondo classificato medaglia d'argento con il tempo di 5:25 nota per la Poseidon Swim, Giorgio Pecora. Primo classificato medaglia d'oro con il tempo di 5:14,3 nota per la società Idramoto, Massimiliano Candaci. Rita, Rita potete partire. No, c'è mia carrozzina, non mi sa. Ok, potete partire. Com'è? Sono 4 per 50, quindi sono 200. Sono partiti in questo momento gli atleti della terza serie dei 100 misti maschili. In corsia 3 Giacomo Bettilegna, alla 4 Nathan Rizzitano, in corsia 58 Mortillaro, entrando invece nella seconda serie, in corsia 1 Francesco Bragioli, alla 2 Riccardo Squillaci, in corsia 3 Nicola Corleone, alla 4 Diego Coppola, corsia 5 Manfredi Scrima, alla 6 Carlo Tiglino, corsia 7 Matteo Lembo, alla 8 Manfredi Italia. Attenzione, comunicazione di squalifica l'atleta che ha nuotato nella prima serie, corsia 700 misti, Ludovica Castiglione, è stata squalificata per arrivo irregolare, frazione Bozzo. Ti piace? Allora la rimetto, Rita. Sono attese in zona podio per la premiazione dei 100 misti femminili Eva Grippaldi, Martina Di Mauro e Nola Loporto, tecnico della Poseidon per la premiazione. Nuoteranno nella prima serie in corsia 1 Alfio Giardina, alla 2 Mattia Gucciardello, corsia 3 Samuele Strano, alla 4 Niccolò Sandrigoli, corsia 5 Marco Vasta, corsia 6 Giovanni Balestrieri, alla 7 Davide Barbuto, corsia 8 Simone Grippaldi.
50 miste sorgenti B femminili. In corsia 2 la formazione della Tennis Club Matchball Siracusa con Imbalzano, Giuliana, Miraglia e Matera. Corsia 3 il circolo carattere Ortigia, Russo, Parinello, Castorino e Maugeri, la formazione di questa società. In corsia 4 per sportiva Mimmo Ferrito, Santuccio, Parlato, Ferranti e Modica. In corsia 5 la polisportiva Mimmo Ferrito con la formazione Cina, Sparacio, Giappone e Savia. Alla 6 Acquafit, Longo, Terranova, Sant'Angelo e Gugliotta. Voteranno nella prima serie corsia 1 Udine con la formazione Benea Ainis Lamotta Alessandro, corsia 2 Italo 001 con Valentino Cerni, Mario e Seia. Alla 3 Poseidon Swim di Mauro Enrico Groppande Rosicchini, corsia 4 Poseidon, Cristaldi di San Natalo Grande Battista. Alla 5 il Bermuoto, Barbagallo, Strana, Gio e Bruni, corsia 6 Acquafit, lo Stefano
Ostelli e Ciaramella, l'assetto il terremoto con Bruno Polisi di Gianni e Poco, Ossia 8 buscheremo la crociera con Maria di Messina, Domenico e Le Martini.
Bevilacqua, corsia 4 Acquafit Barbuto, Strano, Costa e Giardini, in corsia 5 Cus Palermo, La Bracera, Macaluso, Fluca, Dioguardi e Masserei, in corsia 6 Circolo Monte Ortigia, Villona, Doronzo, Campione Casteglia, la 7 Tennis Club Lecce Siracusa con Squillaci, Cappelli, Cassarino e Sauzza. Di chi? Di chi? E chi? Poseidon no? Poseidon, tu dici quella di ora? La corsia 3, giusto? Due 35 e 9. Ora lo devo fare? Attenzione, la formazione della Poseidon Swim Di Mauro, Enrico, Grippaldi e Rosichini hanno conseguito il nuovo record regionale categoria esordenti B con il tempo di 2:35 e 9. Complimenti ragazzi! Tieni, Gabby. Lo facciamo dopo, lo fai dopo. Ma gliela diamo pomeriggio? Sì, gli andiamo di pomeriggio. Questo qua, aspetta. E il tempo è? 2:35 e 9. 2:35 e 9. Avete comunicato la squadra che è arrivata seconda che ha fatto il record. La squadra che ha fatto il record è quella con Giorgia. Scusa, qua io ne ho una sola. Giorgia, Cristiano è 2, la 4, Sono due, hanno fatto prima e seconda. Scusami, ho Allora sbagliato. rettifica. Gli altri se poi tu devi stampare qualcosa stampa. E allora mettila. Rettifico il record regionale, il nuovo record per i 4,50 misti femminili vanno sempre alla società Poseidon Swim con la formazione Cristaldi, Zannataro, Grande e Battista. Complimenti ragazze! Vedranno nella prima serie, corsia 1, la formazione della polisportiva Mimo Ferrito con Vitale, Laudicina, Pepe in ginestra. Alla 2 la Poseidon Swim con Grippaldi, Zappalata e Vitale, corsia 3, Italo 001, Morrenale, Marcinagno e Di Pace. In corsia 4 il Granoto con la formazione La Spina, Puglisi, Principato, Monte e Pecora. Corsia 6 Acquafit con Conti, Lasta, San Diego di Alecci. In corsia 7 Atom con Giudice Leonardo Crine, Battaglia e Picciotto.
le staffette. Ma perché non stavi iniziando? Rita! Per le staffette? Rita, dimmi tu quando posso congedare. Ok. Congediamo i giudici e i cronometristi, li ringraziamo per il lavoro svolto e noi procediamo con le premiazioni. Io ce l'ho alle 2 la partita, ma deve essere alle 2:30.
Eva Grippaldi, Martina Di Maure, non lo porto immediatamente in zona podio per la premiazione dei 100 misti. Proseguiremo con Bassa Marco, San Gregorio Nicola e Balistreri e con le formazioni delle staffette appena ultimate. Invito tutti gli atleti in zona podio per la premiazione. Ma dov'è Gabriella? Dov'è Gabriella? Gabriella Arena, cortesemente al tavolo della segreteria. Gabriella Arena, grazie. Che farei? Ci sei tu? Premiazione 100 misti, esordienti B femminili. Terza classificata, medaglia di bronzo con il tempo di 1:46,5, nota perita 12.001, Enola Loporto. Seconda classificata, medaglia d'argento con il tempo di 1:40,0, nota per la Poseidon Swim, Martina Di Mauro. Prima classificata, medaglia d'oro con il tempo di 1:36, nota per la Poseidon Swim, Eva Grippaldi. Proseguiamo con la premiazione dei 100 misti maschili. Terzo classificato con il tempo di 1:28, nota per la Watersun Comiso, Balistieri Giovanni. Secondo classificato con il tempo di 1:25,2, nota per Acqua Fit, Nicolò San Grigori. Primo classificato, medaglia d'oro con il tempo di 1:24, nota per Acquafit, Marco Basta. Premiazione staffetta 4x50 misti femminili. Terza classificata con il tempo di 2:53,6, la società ITA 12001 con la formazione Gemma Levantino, Sara Cerni, Mariana Baglio e Chiara Saia. Secondi classificati con il tempo di 2:53,4, la formazione della Poseidon Swim con Martina Di Mauro, Bianca Enrico, Eva Grippaldi e Giulia Rosechini. Primi classificati con il
35 e 9 la società Poseidon Swim con la formazione Giorgia Cristaldi, Fatima Zamataro, Martina Grande e Greta Battista. Premiazione staffetta. Un attimo, proseguiamo con la consegna dell'attestato di questo nuovo record regionale conseguito dalla formazione della Poseidon Swim. Premiazione staffetta 4x50, esordienti B maschili. Terzi classificati con il tempo di 2:31,7, la formazione della Poseidon Swim con Salvatore Laspina, Leonardo Puglisi, Leonardo Principato Riotta e Giorgio Pecora. Seconda classificata la formazione di Ita 12001 con il tempo di 2:31,5, Emanuele Monreale, Edoardo Marceno, Giovanni Namio e Giuseppe Di Pace. Me lo scordo. Primi classificati con il tempo di 2:39, nuova formazione della società Idranuoto con Tommaso Amato, Eracle Di Benedetto, Massimiliano Caldace e Flavio Musumeci. Volevo dire, ricordiamo che dovete lasciare l'impianto in spietoi, piano vasca in spietoi, Anche le gradinate no. i bagni potete utilizzare quelli in tribuna. Com'è? I bagni possono essere utilizzati quelli, ma gli spietoi bisogna chiuderli per lavarli, anche il piano vasca. La manifestazione si è conclusa e ringraziamo tutti i tecnici, il pubblico, i genitori, gli atleti. Ricordiamo che dovete lasciare